Un ottavo che sa di storia, fu la finale del 2023, Vittorio Veneto contro Virgilio. Ai tempi vinse il Vittorio Veneto, oggi imbattuto in questo torneo il Virgilio è in crescita. Chissà cosa ci riserverà questa partita. 4-2-3-1 per il Vittorio Veneto che conferma gli stessi 11 della partita contro il Carducci, 4-3-3 invece per il Virgilio, prima in mezzo al campo per Falcone dopo gli impegni da professionista, debutta in questa MFC. Più accesa la panchina di Dadda sponda Virgilio, dall'altra parte Pirri e collaboratori sono più tranquilli, come la partita stessa che nel primo tempo fatica un po' ad accendersi. Qualche spunto di Falcone che subito si mette in mostra, per il resto la partita è sugli spalti. Meno numerosi ma comunque rumorosi quelli del Vittorio Veneto che si fanno sentire con cori e coreografie, dall'altra parte grande pubblico a spingere il Virgilio verso i quarti. Protagonista già nei primi minuti, proprio nel Virgilio, Rinaldi. Punta più volte e si prende più volte il fallo. Sarà lui la carta decisiva del match. È anche il battitore delle rimesse, nonostante faccia l'ala destra, tanto da attraversare il campo e battere dal lato opposto. Dadda però non è soddisfatto dei suoi, manca qualcuno a ricevere sulle seconde palle quando arrivano all'attaccante. Eppure il Virgilio crea di più. La legge del calcio però è semplice, ad una delle prime sortite del Vittorio Veneto, pallone che finisce sul braccio di Maddox, per l'arbitro la scelta è facile, calcio di rigore, e si scatenano le prime timide proteste. Ha toccato il primo rigore così, adesso è in campo, gli importa col pallone in mano. A un metro, con la mano del quello di ieri, a un metro con la mano. Dal dischetto si presenta Battaglia che freddissimo trasforma per l'1-0. Gol subito e cambio tattico istantaneo per il Virgilio. Falcone avanza sulla tre quarti per ricevere le seconde palle sull'attaccante. Passa poco dal gol e si rinnova di nuovo il duello. Rinaldi contro Guerreri, questa volta cartellino giallo per il terzino del Vittorio Veneto. Da qui Rinaldi comincia a giocare un po' sporco per cercare il secondo giallo, mentre Falcone va vicinissimo al pari in chiusura di primo tempo. All'intervallo si parla proprio di Rinaldi e di come stia cercando di ingannare gli avversari e l'arbitro. Anche perché comunque il contatto c'è stato. Io ho preso palla, lui mi ha toccato e poi è caduto. Nel secondo tempo però servono soltanto 5 minuti al numero 10 per puntare di nuovo Guerreri che lo ferma stavolta ancora fallosamente, secondo giallo e cartellino rosso. Vittorio Veneto quindi avanti di un gol ma sotto di un uomo che deve difendere il vantaggio, peccato che proprio sulla punizione che nasce dal cartellino rosso arriva il colpo di Bellasio.
Un pari che scatena il Virgilio con l'uomo in più. Dadda però pensa comunque a proteggersi, tornando al 4-3-3 e dovendo rinunciare ad Albarrán, infortunatosi nella dinamica del gol. Il Vittorio Veneto arretra, Pirri in difesa mantenendo i 10 in campo. Nonostante l'inferiorità numerica, il Vittorio Veneto prova a reagire al pareggio subito. Le squadre si allungano e le praterie diventano territorio centralmente per Falcone e sulla fascia per il solito Rinaldi. Adesso faccio alzare anche i miei, gli dico ragazzi facciamo così perché non può fare. Oh, ma non c'è una volta che ti ha chiesto il cartellino non l'hai dato! Una volta! Oh! Dal cooling break in poi la partita si sposta sulle panchine. Entrambe le squadre hanno continuamente da ridire su ogni scelta dell'arbitro, ma l'episodio che fa esplodere completamente il Virgilio è questo rigore non concesso a Milano. A posto. Ma Cosmo! Ma stai scherzando? Ogni anno è così, ogni partita ce n'è sempre uno. Ma perché devi buttarsi? Perché devi buttarsi? Non la metti fuori, non la butti fuori! Cosa stai facendo? Dai, bro! Ma come stai? Senti quello che vuoi. Nei 6 minuti di recupero concessi Rinaldi continua a far impazzire gli avversari ma anche la sua stessa panchina. Bellasio e Falcone vanno vicinissimi al gol del vantaggio in extremis. Finisce però 1-1 e si va ai rigori. Le squadre si raggruppano per scegliere i rigoristi e soprattutto per caricarsi in vista di una batteria di rigori decisiva per i quarti. Raga, sì. Chi se la sente? Chi se la sente? Io. Vai, raga. Siamo in tre. Gli altri. Prima di dai, raga. Oh, chi se la sente? Coglioni, raga, dove dai? Quelli dentro. Dai, raga, dai. Ragazzi, non sprecare! Hai ragione, State veramente bravi. Chiunque se la sente da questo scherzo, non mi tiro il tiro a destra. Lo facciamo tra una cosa. Con la tranquillità che abbiamo dato tutti, e non è importante il rigore a destra. È una questione diversa. Se andiamo lì pensando cosa succede dobbiamo andare lì con l'orgoglio, perché fuori dalla partita che abbiamo fatto nel secondo tempo soprattutto. Siamo stati molto bravi. Pirri, capitano del Vittorio Veneto, vince il pari dispari ma comunque sceglie la porta sotto la curva avversaria e a iniziare è proprio il Virgilio stesso. Falcone si presenta con un pallonetto, 1-0. Tocca quindi a Lanfranchi, dopo un secondo tempo di gran sacrificio culminato anche con i crampi, si fa ipnotizzare da Righetti, primo errore della batteria. Tocca quindi a Rinaldi e dettaglio, Carniti non gli passa il pallone come fa sempre con i compagni e come mai fa con gli avversari, facendo un po' infastidire Rinaldi che però si presenta sul dischetto e segna. Tocca a Capitan Pirri e segna anche lui, come faranno poi nell'ordine De Ho per il Virgilio, Ortona per il Vittorio Veneto e Fabi, nonostante Carniti ci vada vicinissimo a prenderla. 4-2 quindi, e il Vittorio Veneto per continuare a sperare in qualcosa si affida a Balboni.
Si conclude 4-2 ai rigori, una partita pazza e finita in pareggio e conclusasi con l'errore di Balboni decisivo dal dischetto. Può esultare il Virgilio che passa ai quarti di finale, per il Vittorio Veneto finisce qua il percorso.